Buongiorno. Come al solito, tempo di mettere il post su Twitter. Un attimo. Eccolo qua. Qui intanto siamo già a 100. Benissimo. Allora, eccolo qua. Diretta 1 maggio. Qui. Voilà. Eccomi qua. Allora, come vedete, clima da fiordo norvegese oggi. Ehm, 1 maggio, festa del lavoro. Ehm, è ovviamente obbligatorio pensare a quale e come lavoro ci sarà nel momento stesso in cui noi si deve ricominciare in molti casi a ripensare la nostra vita fino a che qua le questioni virgolette sanitarie non saranno risolte. Mi pare molto evidente che ci sono delle questioni che, se si pensa che possano essere risolte esclusivamente lasciando fare al privato, senza l'immissione fortissima di soldi e aiuti da parte dello Stato anche solo per le necessarie riconversioni di qualcosa, siamo molto lontani. Ma questi sono discorsi che in ogni caso hanno fatto tutti e in molti casi non si sta neanche immaginando o iniziando anche a immaginare gli scenari. Tante volte gli scenari ci appaiono chiari anche esclusivamente guardando i nostri comportamenti, no? Uno può pensare di aver fatto tutti i conti, ma io sono convinto che ci sono decine, non centinaia magari di imprenditori che stanno cominciando a ragionare su cosa può cambiare, cosa invece rimarrà lo stesso, quando si sentono i discorsi relativi al trasporto pubblico, come fare banalmente ad arrivarci al posto di lavoro. E vedrete che ci sarà molto, 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 molto da ragionare su queste questioni, ma in ogni caso io penso che, come vi ho detto, lo spartiacque sarà esclusivamente se noi meditiamo di riprenderci in mano tutte le possibili leve economiche dello Stato, e quindi significa che le regole totalmente assurde dell'Eurozona verranno buttate dalla finestra, oppure se ancora si pensa di non vedere l'ora che finisca l'emergenza per rientrare nei parametri del deficit, il debito e così via, come da documenti segreti usciti fuori per il MES, avete visto, no? Cosa sono? Sì, certo ci sarà la sorveglianza, ma è evidente perché le regole poi alla fine devono tornare quelle. Avete visto i post ridicoli di Cottarelli, no? Sul MES, no? Dice, beh, certo c'è sorveglianza per i parametri del deficit e del debito. Ah beh, grazie, ma certo, ma perché è evidente che poi bisognerà tornare coi parametri di deficit e di debito a Cottarelli. Voglio vedere molto, molto con attenzione cosa succederà con quei parametri che hanno dimostrato di essere totalmente sbagliati, no? Per cui
in una maniera o nell'altra, quel lavoro che verrà ci ragioniamo. Però nel frattempo io preferisco usare il giorno di oggi non tanto per rafforzare concetti che secondo me hanno bisogno di un pochettino più di tempo e anche un pochettino più di, eh, diciamo, di mente libera, no? E vi racconto semplicemente come ho iniziato a lavorare io. Eh, Festa del lavoro. Come l'ho trovato io il lavoro? Va bene. Allora, innanzitutto io volevo lavorare subito. Ho fatto il liceo scientifico, contavo di fare lo studente lavoratore. Motivi, non perché ne avessi particolare bisogno, un po' forse poteva essere che magari non so, non vedevo l'ora di essere indipendente, non vedevo l'ora di prendere in mano la mia vita, non lo so, insomma, quando uno è ragazzo le motivazioni sono le fra le più disparate. Ehm, Mi interessava bruciare le tappe, non lo so, insomma, le motivazioni potevano essere tante. Comunque, io volevo iniziare a lavorare subito e volevo fortemente lavorare in borsa perché dal mio punto di vista era un obiettivo che avevo sin da ragazzo, cioè mi piaceva proprio l'idea della borsa, un po' era ovviamente conoscenza, perché come tutti gli appassionati uno pensava di conoscerla, un po' era passione, così come quello che dice io voglio fare il pilota d'aereo, voglio fare l'astronauta, così questo tipo, non è che sa effettivamente di che si tratta, non è che c'è certezza di cosa sia effettivamente quel tipo di lavoro, però a me interessava. Ehm, la borsa da sempre era in centro a Milano, Piazza Affari. Quando io ho finito il liceo e quindi il secondo dopo aver finito il liceo ho cominciato a brigare per vedere come potevo fare per lavorare in borsa, era un momento in cui la vecchia, gloriosa, bellissima sede della borsa, cioè vale a dire Palazzo Mezzanotte a Milano, era chiusa per ristrutturazioni. Cosa avevano fatto? Dato che all'epoca chissà come mai il denaro non era un problema, chissà come mai se una cosa serviva si poteva tranquillamente spendere per farla, era stata creata una sede provvisoria. Adesso voi sapete benissimo che la prima cosa che non si fa, avendo reso scarso il denaro, sono le ristrutturazioni, sono gli ammodernamenti, no? Quindi poi crollano i ponti, poi, no? Cioè, quando una cosa crolla, allora c'è l'emergenza e si può spendere, altrimenti nulla. Invece all'epoca si poteva ammodernare, si poteva pensare in meglio, no? Fatto sta che allora per ammodernare la vecchia borsa avevano costruito come si chiama? Come dire, un prefabbricato, cioè c'era una specie di enorme gabbiottone, era il 1989, avevano fatto un enorme gabbiottone di metallo sulla piazza antistante, dove avevano messo quello che all'epoca era il più grande tabellone elettronico del mondo. Quindi all'interno di questo gabbiottone era una perché mi vengono le scatole quando mi telefono? Ecco qua. Spero che non sia caduta la linea perché ogni tanto quando telefono cade. Allora, caduto? No. Cosa succede? C'era appunto questa struttura di metallo che era a due piani, ci stavano dentro circa 600-700 persone ogni giorno, giusto per capire, diviso appunto su due piani, c'era un enorme spazio centrale che era le grida, cioè il punto dove gli operatori andavano dentro per fare le operazioni, e su una delle pareti era tutta occupata da questo smisurato tabellone elettronico che in diretta
Ah, consentiva di dare o far avere tutte le quotazioni. Praticamente cosa feci? In una maniera o nell'altra, in modo ingenuo, cominciai a, tipo, a campeggiare davanti alla borsa, parlando con gli operatori che erano fuori a fumare, cominciai a rompere le scatole a tutti gli amici, a tutti i conoscenti, a tutti i parenti e cose di questo tipo, chiedendo se fosse possibile provare, cioè quantomeno provare a iniziare a lavorare facendo qualsiasi cosa. Ovviamente, figurarsi, ero appena diplomato al liceo, non avevo nessuna pretesa, cioè se c'era da spazzare i pavimenti, se c'era da avvitare le lampadine, se c'era no, qualsiasi cosa, da fare lo zerbino umano come Gualtieri. In una maniera o nell'altra cercavo di fare per quanto possibile quello che ovviamente è gratis, no? Dice, guarda, non c'è problema, guarda, necessariamente non dovete pagarmi, basta che mi prendete come cosiddetto stage, no? Come si dice adesso. E alla fine mi prese un piccolo agente di cambio. Mi ricordo, andai a fare un colloquio da un grande agente di cambio che aveva un grande agente di cambio, si chiamava all'epoca, era uno dei più grandi, si chiamava Leonzio, era uno studio associato Leonzio con BP Varomersa, aveva questo studio pazzesco in Piazza del Duomo. Se qualcuno diciamo conosce cos'è Piazza del Duomo a Milano, dove c'è Zara per intendersi, no? Quindi angolo via Torino con Piazza del Duomo, lo studio di questo agente di cambio era proprio sull'angolo, quindi aveva questa scrivania con questa vetrata tonda d'angolo da cui si vedeva tutta Piazza del Duomo, no? Figurarsi, no? Cioè, dico, ma che meraviglia, no? Che splendore. Non mi prese. Viceversa, mi prese un piccolo agente di cambio, erano associati uno diciamo milanese che si chiamava Bottazzi e un toscano che si chiamava Fossi, quindi era lo studio si chiamava Fossi e Bottazzi, agente di cambio, e aveva un ufficetto invece molto più piccolino e così via, che stava in via San Prospero, per intendersi, dove c'è Piazza Cordusio. Ufficettino piccolo e in una maniera o nell'altra io andai lì e mi presero così come fattorino aggiunto, ecco, mettiamola così. In breve tempo capì abbastanza bene perché se la sentirono di prendermi, perché lì c'era una cronica mancanza di personale, perché era proprio praticamente un po' come una famiglietta e si lavorava molto intensamente. Ecco. Allora, diciamo, guarda, non c'è problema, tu stai con i ragazzi e fai le consegne. Al lato pratico, quindi il lavoro, io figurarsi, no, primo giorno di neanche lavoro, di stage, cosa per me divertentissima, e scoprì che effettivamente dovevo fare il fattorino. Praticamente cosa succede? Buona parte, molti titoli non erano in gestione accentrata e erano, come si dice, dovevano essere proprio scambiati con timbro, passare in Banca d'Italia, prendere il buono cassa, cioè c'era tutto un giro molto complicato da fare a mano. Allora bisognava prendere il buono cassa, andare dall'agente di cambio che aveva fatto la transazione, prendere l'assegno, una volta ritirati tutti gli assegni, riuscire a portarli in banca e in banca bisognava arrivare prima delle 9:30, se non mi ricordo male, comunque un orario abbastanza anticipato alla mattina, prima delle 9:30 perché se si depositava l'assegno entro le 9:30
facevano valuta odierna. Cioè praticamente veniva considerato come depositato quel giorno e quindi si guadagnava un giorno di interesse. La gente di cambio era uno preciso e quindi su cifre abbastanza grandi un giorno di valuta anche quello contava. C'era un signore, quello che in una maniera o nell'altra, diciamo, nell'esercito è il maresciallo di fureria, insomma, no? Cioè, vale a dire che si chiamava Pedrazzini, me lo ricordo perfettamente. Questo approfitto perché poi magari, chissà, magari mi guardano, chi lo sa. Era un signore, occhi azzurrissimi, occhiali, baffetti, questo Pedrazzini, che era un procuratore, era addetto appunto alla gestione di queste consegne, alla mattina dava il giro da fare sì, esatto, vedi, stanza di compensazione 91, esatto. Dava il giro da fare ed era bellissimo perché cominciava, guarda, oggi il giro è brevissimo, no? E tu dici, vabbè, ok, il giro è breve. Arrivava e diceva, dunque, devi andare da il pastorino che stava in via Nirone, poi già che passi dal pastorino, lì vicino c'è, e diceva il nome di un altro agente di cambio. Dopodiché c'era, lì è vicino alla Banca di Roma, a quel punto passi a prendere dalla Banca di Roma. Poi, fatto sta che a furia di già che passi e lì vicino, infatti noi ragazzi, diciamo i fattorini, ci si dava subito di gomito quando c'era la storia del già che passi e lì vicino, perché tu cominciavi una roba che era due passi dall'ufficio e poi già che passi già che passi e lì vicino ti trovavi chissà dove, dopodiché dovevi prendere da parti lontane di Milano correre come un leprotto per riuscire a portare le cose in tempo in banca. Una volta portato in banca bisognava correre in borsa. A quel punto in borsa il lavoro era differente, era tutto differente. Bisognava prendere e portare gli ordini da chi stava al telefono e prendeva gli ordini dai clienti agli operatori che stavano in grida. Beh, vi posso assicurare che il primo giorno che misi veramente dentro piede in borsa, e non me lo dimenticherò mai, è sicuramente se devo essere sincero, come emozione e tutto, è superiore rispetto al primo giorno in Parlamento. Era un posto sacro, la borsa era un posto molto visibile sotto gli occhi di tutti, era una specie di luogo dove si facevano all'epoca tutte le contrattazioni, si facevano con i segni. Un giorno magari vi faccio vedere come si faceva, magari anche oggi. Eh, e, e praticamente si doveva entrare con la cravatta, se non c'era la cravatta te la prestavano, e lì era un delirio ovviamente, perché 600 persone tutte che gridavano contemporaneamente, no? E similari, era divertentissimo. Il primo giorno entrato dentro in borsa è stata un'emozione pazzesca, cioè arrivare con questa tessera provvisorissima che era bianca con una riga sopra, no? Cioè come per dire, questo è proprio qui in prestito, non conta assolutamente nulla, perché ogni tessera aveva il suo codice. Rosso significava super galoppino, cioè non può andare da nessuna parte, può stare fermo lì. Giallo significa puoi andare a fare il portaordini, quindi puoi entrare nel recinto. Verde con la scritta bianca eri procuratore, verde tutto verde eri agente di cambio. In una maniera o nell'altra, quello è stato, mi ricordo, veramente un momento incredibile, con il figlio dell'agente di cambio con cui feci tutta la prima parte della mia carriera e anche parte di quella dopo, che molto carinamente mi spiegò le cose, le primissime cose, e le primissime cose era per esempio come tradurre le sigle che c'erano sul tabellone, no? Perché ogni titolo, ogni azione aveva un suo codice. Ehm, Nel frattempo facevo l'università la sera. Avevo passato il test alla Bocconi, che all'epoca garantiva successi e cose di questo tipo. Stracciai il mio test passato d'ingresso alla Bocconi, perché ovviamente lavorando
o avendo intenzione di lavorare, dovevo necessariamente iscrivermi alla sera. Quindi mi iscrissi, feci il test per la Cattolica, che era a numero chiuso anche lì, mi iscrissi alla Cattolica serale e da lì iniziai a studiare economia e commercio, perché il serale della Cattolica è una vecchia tradizione di Milano. Essendo che molti lavoravano, era una tradizione proprio voluta dal fondatore della Cattolica, padre Gemelli, di fare dei corsi con gli stessi professori del diurno, quindi non erano un corso di serie A o serie B, tutti i professori del diurno a rotazione andavano a fare il serale, però era concentrato nel tempo, quindi dalle 6 alle 10 di sera, in modo tale da consentire a chi volesse di lavorare di giorno e studiare di sera. Infatti si iscrivevano i lavoratori e i secchionissimi, perché così facendo, dato che le lezioni erano compattate in quelle 4 giorni, in quelle 4 ore, avevano più tempo per studiare durante la giornata. Quindi immaginate, la giornata era correre alla mattino, dopodiché borsa fino alla chiusura, il lavoro di pomeriggio che era sia fare altre consegne, sia fare spunte, no? E cose di questo tipo, dopodiché ho lavorato circa 20 anni in borsa. Dopodiché correre in università, studiare per quelle 4 ore, poi vedere di andare, boh, so, a mangiare, fare qualcosa. No, tempo per divertirsi, boh, me ne rimaneva, sì, me ne rimaneva, ma diciamo che avevo già cominciato a disimparare a dormire, perché se uno voleva farci stare tutto, necessariamente doveva non dormire. Poi come andò? Beh, ovviamente da stage io ovviamente non dissi mai di no, qualsiasi cosa c'era da fare, qualsiasi lavoro non mi tirai mai indietro, ma ovviamente non bastava, cioè erano luoghi piccoli, insomma fermarsi a lavorare non era mica come dire, ma mi ricordo che notai che di computer non ce n'erano, notai che si facevano tanti lavori che secondo me potevano essere, diciamo, migliorati con un minimo di informatizzazione. Allora, c'era un unico computer che era una specie di totem da cui messo dal chat borsa, da cui usciva fuori la prima nota di giornata. Allora cosa feci? No, qua a Montiso, no, questo è il lago di Como. Allora cosa feci? Ho detto, ma scusate, il lavoro per esempio quello di stampare la rubrica clienti, dove c'era un signore che stava lì fino a notte fonda a scrivere a macchina codici fiscali, indirizzi e così via di tutti i privati che avevano lavorato, secondo me riesco a farlo in automatico. Allora mi misi lì e feci tutto un programma in Basic, eh, ma abbastanza banale, non è che sono mai stato un fenomeno io di programmazione o cose di questo tipo, però insomma il Basic mi piaceva. Feci tutto un programma in Basic, dove si metteva dentro il database dei clienti e ogni cliente veniva dato un codice, quindi semplicemente inserendo dentro i codici dei clienti che avevano lavorato, secondo quanto la mia speranza, avrebbe dovuto stampare fuori poi l'elenco dei clienti. Mi ricordo che feci tutto, scrissi, no, stati lì 2 giorni di notte a scrivere sto benedetto, se io no, facevo con lo Spectrum, non con lo ZX81. Ehm, feci il programma, all'epoca quello era un terminale IBM, e a un certo punto ci fu la prova, no? Tutto l'ufficio lì dietro, no, a semicerchio, per provare la cosa. Allora, si misero dentro tutti i codici, tutti i dati, si mise dentro il modulo, mi ricordo tutti i vari comandi, il print, no? E così via, schiacciai il bottone e uscì fuori la rubrica completa. E uscì fuori la rubrica completa, stampata, e praticamente il figlio dell'agente di cambio disse: guarda, secondo me il ragazzo a stoffa, no? Diciamo così, prendiamocelo. Mi pare il padre forse era un po' dubbioso, ma il figlio insistette tantissimo e alla fine mi assunsero. Mi ricordo, mi assunsero all'inizio, diciamo, mi dissero che mi avrebbero assunto a dicembre dell'89. Ehm, Prima busta paga
gennaio 1990, contratto del commercio, 1.190.000 lire, credo, nette. Ma per me era tutti i soldi del mondo. Diciamo, boh, è l'equivalente adesso probabilmente di 600-700 euro, non lo so. Comunque per me veramente erano tutti i soldi del mondo. Poi oltretutto scoprì che aumentavano perché era appunto, dato che era un ambiente molto piccolo, molto familiare, molto motivante, arrivavano tutto in busta, doppi, anni doppi, una tantum, no? E cose di questo tipo, e alla fine si guadagnava veramente molto per essere un giovane. E c'era la scala mobile. Uno dice, c'era l'inflazione che danneggiava il povero, la vedova. No, no, non danneggiava niente. C'era l'inflazione, sì, c'era l'inflazione, ma lo stipendio saliva in automatico con l'inflazione. E anche se lo stipendio reale era uguale, la sensazione che si aveva di vedere il miglioramento della paga, quindi non sempre tutto uguale o cose di questo tipo, vi posso assicurare che era notevole. Era una sensazione molto ma molto bella. Fatto sta che in ogni caso da allora, quello fu il mio primo lavoro, la mia prima busta paga, la disoccupazione era bassissima, non perdevi il potere d'acquisto con l'inflazione cattiva perché c'era la scala mobile. E da lì ovviamente poi mi impegnai tantissimo, in breve tempo feci la carriera del caso, anche perché in una maniera o nell'altra l'innovazione pericolosa arrivò, vale a dire si passò molto velocemente al sistema di negoziazioni telematiche, e quindi diciamo io che ero il più giovane, ero quello anche che appunto ci sapeva un po' più fare col computer, feci una carriera molto più rapida, diciamo così, di quella che probabilmente sarebbe successa se avessi dovuto fare il vecchio cursus di chi entrava a operare in borsa. Questo mi andava di condividere con voi questo mio inizio di lavoro in questa festa del lavoro. Era un periodo in cui si lavorava, era il periodo in cui a Milano appunto c'era il gabbiotto della borsa perché si lavorava e non c'era il dito medio di Cattelan, che invece adesso c'è la statua Love di Cattelan con il famoso dito medio. Erano tempi in cui ti potevi ancora costruire una vita anche partendo da semplice diplomato del liceo. Ehm, Poi arrivavo a casa, mi ricordo che dovevo fare le prove per fare i segni, le facevo in piedi e con i crampi, perché stare in piedi tutto il giorno la prima cosa che succede è rendersi conto che arrivano i crampi, ma era bellissimo, era un momento e sono stati periodi che mi ricorderò sempre. Tanta voglia di lavorare, Milano che ti accoglieva e che ti dava la possibilità di fare quello che voleva. E per questo forse anche ricordandomi di quello che vedo la tristezza della negazione attuale del lavoro di tanti giovani che devono prendere e andare, che mi è venuto e mi verrà sempre voglia di combattere per tornare a quei tempi.